I think this is a great first Marriage of Figaro to see because it tells the story in a very clear, straightforward way while not missing any of the details and any of the important things to pick out. The characters all feel really three-dimensional and it's great fun. Figaro is confident, he's a bit of a trickster. He's playful, but he's quite contained as well. He's got his eye on the ball, and he also his weakness is he's a bit jealous. The character of the Count, at the first glance, is the villain of the opera, but he represents all our weaknesses because he's a man that is been corrupted by power, is a man that has been corrupted by lust. In the end, he apologizes. We don't really know how sincere he is, but again, that music is so beautiful that you cannot not believe him. Dunque, la contessa è un ruolo che ho interpretato più volte, se non sbaglio questa dovrebbe essere la quarta produzione. È un ruolo assolutamente completo, è un ruolo che in qualche modo affronta tutti gli aspetti femminili della donna del tempo, ma anche della donna attuale. Quindi c'è l'aspetto della donna vittima, c'è l'aspetto della donna tradita, della donna combattente, che non si arrende a essere trattata in questo modo, e anche allo stesso tempo c'è la capacità di perdono e di prendere le cose un po' per quello che sono. Susanna, for me, is a really interesting character. It's a character I've been longing to sing and play for a long time. This is actually my debut as Susanna, and I love her because she's a very, very clever woman, and she's trying to to play everyone in a way. And I love how strong she is and how she sort of steps up around all these very powerful men around her. So I think it's quite interesting how she deals with all of that. Dunque, il pubblico, secondo me, deve venire assolutamente a vedere queste nozze di Figaro. Innanzitutto perché l'opera è assolutamente un capolavoro. È molto divertente tutto l'avvenimento, quindi è una storia che piace. Quindi non mi resta che dire venite tutti numerosi e sarete felici e soddisfatti.